Siamo nel cuore della Valpolicella Classica, nel comune di San Pietro in Cariano. Questo che vedete è un vigneto a pergola veronese e ci troviamo davanti a dei bellissimi grappoli di Corvinone che nei prossimi giorni saranno raccolti, messi nei plateau per dare origine al famoso Amarone Bolla, in questo caso annata 2015, un'annata che si prospetta veramente con caratteristiche uniche. Abbiamo avuto una primavera non molto fredda, poche precipitazioni, l'estate è stata molto calda, le fasi fenologiche sono state abbastanza in anticipo e abbiamo avuto poi una fioritura con il caldo che ha dato origine a questi grappoli molto spargoli, molto leggeri. Poi finalmente in agosto un po' di pioggia è arrivata e questo ha completato la maturazione delle uve. Su questo tavolone sono state disposte con estrema attenzione le uve, sono presenti tutte le varietà, in questo caso vediamo un grappolo di Corvina che ha già iniziato il suo percorso di appassimento, resterà come abbiamo detto per circa 100 giorni ad appassire e durante questa fase di appassimento a bassa temperatura inizieranno dei processi di trasformazione che consentiranno a queste uve di dare origine a dei vini molto longevi. Sicuramente il 2015 sarà un'annata da ricordare e i vini che ne deriveranno saranno molto longevi e molto caratterizzati.